C'è un luogo in città dove l'atmosfera natalizia, quella più amata da tutti per la serenità e la gioia che questa trasmette, si respira profondamente. Un luogo dove i cittadini hanno messo da parte la facile via della lamentela, mettendo al primo posto la voglia di darsi da fare per decorare le strade a festa per il Santo Natale, con addobbi semplici e fatti a mano, facendo della città la propria casa. Anche questa volta ci troviamo al centro storico di Agrigento. Noi come quartiere appartenente alla parrocchia San Michele Badiola stiamo cercando di mantenere vive le tradizioni, soprattutto per il periodo natalizio. Ricordo sin da piccola quando è stato realizzato il nostro amato presepe del nostro centro storico e le persone proprio che appartengono alla nostra parrocchia installavano le luminarie. Ora la cosa si sta divulgando perché oltre a San Girolamo la cosa si è allargata anche a San Michele e Via delle Mura. Perché tra noi vicini stiamo cercando di instaurare un rapporto molto più unito in modo da mantenere la strada pulita e decorosa. Ora abbiamo un altro obiettivo da raggiungere, quello di un obiettivo è stato già raggiunto, quello di sistemare la villetta di Via delle Mura. Ora, per completare proprio il nostro progetto, vogliamo installare dei giochini che già un tempo c'erano con l'aiuto del comune o anche con l'aiuto di privati. Devo dire che qualcosa già è stata raccolta, però è un po' poco per l'obiettivo che noi abbiamo. Quindi cerchiamo di essere uniti per il bene comune.